Di nuovo buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovate a questa edizione del nostro telegiornale. Ci sono buone notizie che riguardano il Friuli Venezia Giulia, arrivano dalle rilevazioni della Fondazione Gimbe, secondo la quale nell'ultima settimana è sceso sotto la saturazione l'occupazione dei posti letto Covid nelle aree mediche. La nostra regione inoltre è quarta per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta del 2,67% e inoltre si misurano i primi effetti della campagna vaccinale tra gli operatori sanitari, dove i contagi si sono ridotti del 64%. Per la prima volta il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe indica che nella nostra regione l'occupazione da parte di pazienti Covid dei posti letto in area medica è scesa sotto la soglia critica al 39%. L'unico indicatore negativo a questo punto riguarda le terapie intensive che sono al 38% rispetto ad una soglia critica del 30%. Sono 4 le regioni sopra la saturazione. Il Friuli Venezia Giulia è quarta in Italia, dopo provincia di Bolzano, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, il 2,67% rispetto alla media nazionale del 2,04%. A livello nazionale, nella settimana dal 3 al 9 febbraio, la Fondazione Gimbe segnala la stabilizzazione dei nuovi casi, la diminuzione di decessi, ricoveri e numero di persone in isolamento. Una calma piatta purtroppo solo apparente, commenta Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, il quale si dice preoccupato per l'inversione di tendenza nella metà delle regioni italiane, dove si registra un incremento percentuale dei nuovi casi e dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti. Quanto al completamento del ciclo vaccinale, al 10 febbraio in Italia hanno assunto anche la seconda dose oltre 1.200.000 persone, con marcate differenze regionali. Si va dall'1,38 della Calabria al 3,58% della provincia autonoma di Bolzano. La Fondazione Gimbe segnala inoltre i primi risultati tangibili sul fronte vaccinazione. I contagi tra gli operatori sanitari si sono ridotti del 64%. Quanto all'Italia tutta in giallo, Cartabellotta ritiene che questa sia una situazione inadeguata per prevenire impennate di varianti e saturazione degli ospedali. Per Gimbe, il nascente governo Draghi dovrà affrontare immediatamente questioni chiave per la pandemia: accelerazione delle forniture di vaccini e freno alla circolazione delle nuove varianti. Sono stati oltre 26.000 i cittadini che hanno preso appuntamento per il vaccino in quella che è stata la prima giornata ieri per le prenotazioni per gli over 80. Alcuni hanno già l'appuntamento per venerdì, nonostante l'avvio delle inoculazioni fosse stato inizialmente previsto per lunedì prossimo 15 febbraio. Sentiamo l'assessore vicepresidente della Regione Riccardi, che è intervenuto ieri in diretta nel nostro telegiornale. E al di là di qualche disagio che possiamo dire che è anche da mettere in conto quando tu metti in moto una macchina di questo genere, a me pare che riuscire a fare una prenotazione ogni secondo sia una dimostrazione importante di un sistema che ha risposto e che sono certo nel corso di ora in ora proseguirà a lavorare meglio per arrivare alla web app che abbiamo anche predisposto e che sarà pronta tra un paio di settimane. Quindi a me pare che le cose stiano procedendo, ma se devo dire la cosa più importante che mi sembra registrare in questa giornata sia la grande disponibilità dei cittadini di Friuli Venezia Giulia a vaccinarsi. È una risposta di grande importanza. Noi abbiamo una previsione di certezza che va sulle 78.000 unità comprese nel mese di marzo, quindi siamo arrivati a 26.000, c'è uno spazio ancora importante di prenotazione che i cittadini hanno e addirittura le prime vaccinazioni non saranno venerdì ma saranno già domani possibili, quindi saremo già nelle condizioni di poter lavorare su questo. Domani già potrebbero esserci le prime risposte, ma insomma già da venerdì questo significa che abbiamo già anticipato le previsioni di lunedì. Ecco. Noi abbiamo chiesto di approfondire due temi. Il primo riguarda l'utilizzo di questo vaccino AstraZeneca che in Francia e Germania viene utilizzato fino a 65 anni, mentre in Italia c'è il consiglio di farlo fino a 55, quindi noi abbiamo chiesto un'evidenza scientifica che che faccia chiarezza su questo. Il secondo tema riguarda la declinazione puntuale delle categorie così definite dei servizi essenziali.
le regioni hanno chiesto allo Stato che venga individuato un blocco chiaro. Secondo uno studio di Università di Trieste e Burlo Garofalo di Trieste, il virus SARS-CoV-2 si sta evolvendo per cercare di superare la risposta degli anticorpi e comincia a circolare più diffusamente anche nei bambini. Lo studio ha identificato, in collaborazione con l'Università di Milano, il primo caso pediatrico della mutazione N439K in una bimba di Trieste che aveva un'elevata carica virale. Anche nell'ambito delle varianti geniche si teme una diffusione anche in Italia di quella inglese, sudafricana e brasiliana, con un ruolo chiave nel resistere agli anticorpi e verso alcuni anticorpi monoclonali utilizzati nei cocktail a scopo terapeutico. Secondo Manola Comar, professoressa di microbiologia dell'Università di Trieste, presso il Burlo Garofalo si è sospettata una maggiore capacità del virus di infettare questa fascia di popolazione, considerando che comunque che i bambini sembrano possedere una parziale protezione al Covid-19 dovuta a una maggiore esposizione rispetto agli adulti ad altri coronavirus umani. E restando in tema Covid e misure anti-Covid in particolare, è in corso la videoconferenza delle regioni che esprimerà un parere sull'ipotesi di riapertura della mobilità tra territori a partire dal prossimo lunedì 15 febbraio. La Polizia di Stato Giuliano ha arrestato un giovane di 21 anni di Trieste per spaccio di droga, in particolare marijuana, e ha indagato altre 2 persone. Nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal PM Federico Frezza, nel corso di una perquisizione, gli agenti hanno trovato diverse confezioni di marijuana per un totale di circa 250 grammi tra casa e garage. Lo spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari e un altro ragazzo triestino trovato in possesso di una trentina di grammi della stessa sostanza è stato indagato per lo stesso reato. L'operazione dell'8 febbraio scorso e successivamente è stata disposta un'altra perquisizione nell'abitazione di un 28enne di origini pugliesi. In questo caso sono stati trovati altri 24 grammi di droga nascosti in casa. L'indagine è scaturita da un episodio di violenza nel maggio scorso tra cittadini albanesi e un cittadino brasiliano. 2 migranti sono stati identificati nelle ultime ore dai carabinieri di Udine. Il primo ieri sera in via Chisimaio, nel capoluogo friulano, è stato fermato dai carabinieri della radiomobile, ha detto di essere minorenne ed è stato affidato a una struttura di accoglienza di Udine, ha richiesto protezione internazionale. Un altro è stato identificato stanotte in viale Europa Unita. In questo caso è un cittadino nigeriano di 33 anni, è stato accolto all'ex caserma Cavarzerani di Udine. E ieri sera in tangenziale sud a Udine, momenti di paura per un'automobile che è stata vista procedere contromano. Come ha raccontato un testimone, la vettura è stata notata all'altezza di Udine Ovest tra Viale Venezia e lo svincolo di Via Popone che conduce alla motorizzazione civile. Immediatamente i testimoni hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare il pericolo e le verifiche per identificare il conducente sono ancora in corso. Ancora un incidente stradale causato dall'attraversamento improvviso della carreggiata da parte di un animale selvatico. È successo a Malborghetto Valbruna intorno alle 20 di ieri sera con un conducente di un'auto nuovo di Treviso che non ha potuto evitare di travolgere un cervo di notevoli dimensioni che è sbucato improvvisamente dalla boscaglia. L'animale è morto nell'impatto, illeso il conducente. Un incidente stradale si è verificato intorno alle 2 di questa notte lungo la statale 351 a Gradisca di Sonzo. Un giovane di 24 anni di San Giorgio di Nogaro ha perso il controllo della sua auto lungo la direttrice che porta Villesse all'altezza di un distributore di benzina. È finito in un fossato ed è andato a sbattere contro gli alberi. È stato poi liberato dai pompieri. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Trieste, ha riportato lesioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno 70% di transiti nel comune di Tavagnacco durante il lockdown del 2020. Lo hanno registrato con i lettori delle targhe gli agenti della polizia locale del centro delle Porte di Udine, che ha presentato il bilancio dell'attività da quando sono usciti dall'UTI del Friuli Centrale. Siamo con il comandante della polizia locale di Tavagnacco per fare il bilancio non solamente dell'ultimo anno ma anche da quando
La polizia locale di Tavagnacco è uscita dall'UTI Friuli Centrale. All'inizio del 2020 naturalmente c'è stata questa emergenza Covid che va ancora avanti e l'attività ha avuto una drastica riconversione diciamo, verso queste tipologie di servizi di controllo e quella ovviamente in materia di controllo Covid. Noi abbiamo 3 punti di lettura targhe, quindi che ci permette anche di monitorare i transiti veicolari, in particolare nel periodo febbraio, marzo, aprile, che era quello più acuto. La riduzione è stata veramente drastica, intorno al 70-75% diciamo, dei veicoli. Diciamo, i controlli, le sanzioni sono state l'anno scorso 1.090, hanno comportato un introito di circa 140.000, potenziale di 140.000 euro, e, diciamo, di cui introitati effettivamente già introitati 87.000. Diciamo che questa è la base di controllo. Si chiama Da Aquileia a Venezia, il libro realizzato da Gianfranco Ellero per l'Università della Terza Età di Spilimbergo, che racconta anche dei terribili periodi storici segnati dalle pandemie passate e dalle condizioni in cui versavano le popolazioni del Friuli storico. L'Università della Terza Età di Spilimbergo, diciamo, ogni anno si pone l'obiettivo di dare alle stampe un libro su un particolare aspetto della storia del Friuli. Quest'anno ci è sembrato molto importante ricordare i 500 anni della presa del potere di Venezia in Friuli e abbiamo affidato al professor Gianfranco Ellero di Udine, storico di chiarissima fama, di fare questo libro che faccia il punto un po' su tanti problemi di questa storia, chiaramente dai leoni di San Marco all'Inquisizione, alle epidemie. C'è un documento interessante che abbiamo a Spilimbergo, che è famoso poi nel mondo, che è la cronaca di Roberto di Spilimbergo del 1540, in cui si descrive per filo e per segno l'epidemia di peste e si raccontano delle cose stranissime in questo libro, per noi almeno strane, non per loro, della gente che moriva per le strade senza soccorsi, non c'era chiaramente né la protezione civile né gli ospedali e la gente si arrabattava come poteva. Noi ci salutiamo, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, vi ricordo tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Buona giornata, arrivederci.